Ciao a tutti, bentornati sul canale di Ciao Mamma Vado In. Oggi vi portiamo... Asolo. Come? Asolo. Dove? Il sentiero delle due rocche che si snoda tra Asolo e Cornuda. Il video sarà diviso in due parti. Nella prima siamo assieme, nella seconda ci sono solo io e la farò in bicicletta. Mi raccomando, se i video vi piacciono lasciate un like, ma soprattutto condividete e iscrivetevi al canale. Queste cose sono molto importanti. Buona visione. Ciao furgone arancione. Per noi son giorni, non son mesi. Cosa hai trovato? Sadagumi. Allora, siamo a Boscasolo o Boscasolo, dipende da come... Non ridere, questa è una trasmissione seria, per favore. Siamo a Boscasolo, appena fuori Asolo c'è questo bellissimo bosco di castagni, chiamato Castagneto. Sento qualche presenza. Stiamo salendo su Col San Martino, ci sono circa 500 gradini per arrivare. Cara burbetta. Perché andare ad Asolo? Non lo sappiamo. Siamo chiesti anche noi. Ce lo siamo chiesti anche noi e non abbiamo trovato una risposta. Però è un bel borgo e siamo riusciti a trovare anche un negozio in cui sono attivi ben 3 telai del secolo scorso. La proprietaria Silvia mi ha lasciato riprendere mentre tesseva una sciarpa di lana e mi ha raccontato come questo mestiere stia andando scomparendo perché i giovani non sono più interessati. La cosa è un po' triste, però è il futuro, no? Va così. Sembra veramente complesso in verità. Il lavoro più grosso purtroppo viene fatto dalla costruzione dell'orlito. In ogni filo dentro queste maglie e questi dentro uno ogni anellino. Ok, da qui ci siamo soltanto io e la mia bicicletta. Sono 20 km andata e ritorno sulle colline di Asolo. Mountain bike, una videocamera, una bottiglia d'acqua. Tempo di percorrenza circa 3 ore, andata e ritorno. L'action camera mi ha lasciato a piedi ancora una volta, quindi ho ripreso per la maggior parte col telefono. Ciao a tutti, oggi si fa il percorso delle due rocche, è un sentiero che si snoda dalla rocca di Asolo alla rocca di Cornuda per un totale di circa 20 km. Lo farò in bicicletta, ma si può fare tranquillamente a piedi. Ci sono moltissime varianti, tantissimi sentieri e la cosa sembra interessante. Praticamente è un su e giù costante tra le colline di Asolo con scenari molto belli. Te par de farga a fare un video o vado a buttarti nel cestino? Consiglio l'osteria del Vecchio Torcio, mi ci sono fermato un po' di volte a mangiare e soprattutto a bere delle ombre di vino da 80 centesimi, vino della casa, buonissimo. Ok, sono un po' fuori allenamento, lo ammetto. Pendenza 10% per incominciare, non è proprio un riscaldamento adatto. Rocca di Cornuda. Allora, laggiù c'è la rocca e l'inizio del sentiero dovrebbe essere lì, dall'accesso ai servizi pubblici. Speriamo sia così. All'inizio non è facile da prendere, bisogna scendere per i servizi. Io ho dovuto controllare un po' di volte maps.me per vedere qual era il sentiero giusto. Bisogna girare intorno a delle case, penso sia la Canonica, devi girarci intorno, entrare nel giardino e poi comincia un sentirino piuttosto ripido che non è semplice da fare in bici, anzi se non siete degli esperti di downhill questo primo tratto non si può fare, però potete portarla a mano. Ho passato la prima casa che è quasi sicuramente era la Canonica, adesso ce n'è un'altra, una baracca abbandonata. Secondo le mappe, immediatamente dopo la casa c'è un sentiero che svolta a sinistra. Questo è il sentiero che va verso ovest, verso Asolo. Io vengo da lì, avrò percorso 500 metri, qualcosa del genere. Adesso ho trovato la prima indicazione, che è questa, sentiero numero 1, questo è il sentiero giusto. Vai! Sto riprendendo col telefono perché la Xiaomi mi ha lasciato a piedi.
ancora una volta, quindi saranno video un po' più mossi. Si pedala che è un piacere, dopo il primo tratto che era un po' difficile adesso si è allargato e ho appena incrociato dei vecchietti con borse stracariche di funghi, quindi sembrerebbe che questa zona sia piena di funghi. Oggi è il 10 o 11 novembre, ci sono ancora chiodini. Sono arrivato in località Padre Nostro, che sostanzialmente è un crocevia. Sono arrivato da lì, sentieri da quella parte, sentieri da quella e il nostro, che in teoria è quello. Comunque vorrei farvi capire quanto sia bello questo bosco e quanti sentieri ci siano. Sentiero delle Trincee di Fagarè con un tempo di percorrenza di 45 minuti e noi invece proseguiamo da quella verso la rocca di Asolo. Il sentiero è stupendo, anche se a volte bisogna spingere un po' la bici. Allora ho lasciato di nuovo il sentiero 1 per provare un altro sentiero che si chiama Passaggio a Nord-Ovest. Come potevo non provarlo? Suonava troppo bene. Che comunque si ricollega al sentiero 1 più avanti. Quello che volevo vedere era il monumento agli Alpini, che è in quella direzione. Ho trovato perfino un cimitero, perché a me piacciono queste cose della guerra, mi piace rendere omaggio così, mi piace, ci arrivi con le tue forze e lo scopri così nascosto, una bella soddisfazione. Sono al monumento agli Alpini e qua sotto dovrebbero esserci anche un paio di trincee o grotte. E vediamo cosa c'è. E poi ci sono i nostri compatrioti che lasciano bottiglie di plastica e immondizia dentro le trincee dei loro antenati. Il cimitero era sulla Forcella Frasset, adesso noi proseguiamo da quella parte. Il sentiero è il 60 per il momento, dovrebbe riattaccarsi al sentiero 1 un po' più avanti. E ci sono un sacco di cose tipo miniera Mostacin da vedere, Forcella Mostacin, osservatorio Tazzer da quella parte, ma lo schippo per questa volta. Che figata! Ma c'ero già stato qui, Forcella Mostacin, non manca poi molto. Ho avuto una piacevole conversazione con due persone sui vari trekking, abbiamo parlato dell'Annapurna, dell'Himalaya, ho condiviso la mia esperienza del circuito e incontri che fai quando prendi strade improbabili. Dopo la Forcella diventa un po' ostico per le bici, però si può proseguire per la strada asfaltata. Io invece sto andando su. Ok, sono arrivato all'ennesimo trivio. Questo è il sentiero San Giorgio Asolo, passa per San Giorgio. Non ho idea di cosa sia, però penso sia una cosa da vedere. Io comunque prenderò questo perché è più dritto e ci sono meno probabilità di dover scendere dalla bici troppo spesso. Allora, ho sicuramente scelto la strada giusta per andare in bicicletta. Il sentiero era tutto su e giù, ma lieve, liscio, neanche un sasso, mai sceso dalla bici. Sono tornato alla civiltà da lì. Non manca molto, io credo che sia tutta quanta, cioè la farò tutta asfaltata, perché comunque il pezzo di sterrato ve l'avrò già messo all'inizio, perché l'ho fatto domenica a piedi. Comunque manca davvero un paio di chilometri, è molto molto bello. Di là si arriva a Col San Martino, da cui vi ho mostrato la rocca di Cornuda all'inizio. Per di qua si arriva proprio alla rocca. Ci sono un sacco di posti come quello, sono delle panchine e un tavolino da cui guardare il paesaggio. C'è il Monte Tomba, Monfumo, molto bello. Ce l'abbiamo fatta. Sono sulla Bassanese, la parallela alla statale, e adesso torno a Cornuda su questa strada. Sono stati dei 10 km molto belli, adesso me ne aspettano altri 10 per tornare indietro e ci ho messo 4 ore. Ci ho messo tantissimo perché mi sono fermato a fare delle riprese, lo porta via tanto tempo, però si può fare in 6 ore a piedi. Sono le 2 e ho fame, ho molta fame. Questa è la villa di Canova. Palladio! Sono a Cornuda, avrei una voglia matta di fermarmi al sushi, gestione cinese, pizzeria, rosticceria, un po' di tutto quanto. Molto informale ma figo e buono. Io sono un pericolo pubblico, io non dovrei andare in bicicletta. Io dovrei stare a casa sul divano a guardare la televisione. Ma cosa sto facendo? Sto infrangendo i codici della strada. Rischio di farmi uccidere. Non so chi diavolo fosse Palladio, ma uno che faceva delle belle ville, o quantomeno a cui piacevano delle belle ville. E questa è disinformazione. Ok, sono tornato al vecchio torcio e al mio furgone arancione. Riassunto della giornata, il percorso è molto bello, molto bello. Farlo a piedi è più fattibile, però anche in bicicletta ce la si fa, basta aver voglia di portarsela a spinta, però è fattibile e non serve un grande allenamento, anzi per niente. Farlo a piedi è sicuramente meglio, però ci vuole un sacco di tempo. Io lo consiglio in bici.